Comunque, sintetizzando, vi dico un secondo anche il contenuto del libro. In pratica, andando in sintesi, in pratica si parla di un personaggio che fuoriesce dalla sua storia di vissuto, quella che lui sta attraversando, cioè durante la ritirata napoleonica dopo la campagna militare in Russia, e naturalmente l'esercito francese è disintegrato in mille isole, e in pratica questo militare racconta la sua storia, ecco, racconta la sua vicissitudine. E quello che vedete in copertina non è lui, perché me l'hanno chiesto in varie persone, ma è la sua coscienza. E tornando al discorso che vi facevo prima dei duellanti, siccome non potevo copiare il libro di Conrad, ho detto farò i due duellanti, però li faccio a modo mio, cioè lo farò fra il personaggio vivo e il personaggio invece che è la coscienza di questo personaggio qua. E ho messo in copertina la coscienza perché mi sembrava più interessante, perché lui non si vede all'interno del libro. Però mi piaceva questo aspetto perché mi dava la possibilità di fare un approfondimento sulla dualità di questo personaggio, perché poi in pratica insomma è solo lui, ma è duale, e di fare un approfondimento come non ho mai fatto nel fumetto, anche nelle opere sperimentali che avevo fatto prima, su Vetri e su Orti, che sono due libri ambientati su Venezia, che sono un po' particolari. Però non avevo mai fatto un discorso così più complesso e più anche stratificato. E forse per fortuna ho avuto la fortuna, come si dice, il coraggio sta dalla parte dei folli, ecco, e mi sembra di aver beccato tutte le sfumature che mi servivano per questo racconto. Allora, io ti faccio una domanda da parte degli allievi della scuola del fumetto dove insegno, a cui ho fatto leggere Disgelo. Allora, la metà non hanno capito nulla della storia, cioè, di cosa parla la storia, proprio non hanno capito. L'altra metà però era entusiasta e mi ha chiesto, intanto la prima cosa che mi ha chiesto è se ho altri libri così, no? Poi mi hanno chiesto di chiederti se fai anche fumetti normali. Sì, allora dovete sapere che Massimo insegna la storytelling di Treviso, che è una scuola facciamo un po' di pubblicità, insomma, è la storytelling di Treviso, che è una... Quanti anni è che c'è ormai? Sono 4-5 anni, no? Un posto strepitoso, delle aule fantastiche, proprio lì vicino alle mura, in via Montello, se sbaglio. Ci sono un sacco di ragazzi giovani che bazzicano la scuola, e devo dire che ne ho trovati, li conosco perché sono andato anche un anno fa, abbiamo fatto un po' di... e ce ne sono molti ricettivi e altri un po' meno ricettivi. La domanda è se faccio altri fumetti così. Adesso ne sto facendo un altro con lo stesso criterio, spero che venga fuori bene. Questo non lo so, lo dovrò vedere, spero, io mi immagino che venga fuori anche il secondo. Intanto riuscire a finirlo perché è complicatissimo, e spero di riuscire, perciò puoi dire tranquillamente che ce n'è un altro e sicuramente arriverà. E se faccio anche fumetti normali, ma per me questo è un fumetto normale, cioè, per quanto strano possa sembrare, io lo considero un fumetto normale, cioè una sequenza di immagini che raccontano degli eventi con dei balloon e tu lo leggi come un fumetto. Io non riesco a capire. Ecco, per esempio mi stupisce un po' il fatto che dei ragazzi facciano delle domande del genere. Noi, adesso non voglio fare un discorso da vecchio, ma non ce lo saremmo mai fatto, perché all'epoca noi
parliamo di 20-30 anni fa, anche di più, anche 40, le edicole erano una fucina di riviste, una più diversa dell'altra. Perciò questa domanda forse anche loro 20-30 anni fa non se la sarebbero posta, vuol dire che c'è una sorta di polarizzazione nell'editoria che forse non so quanto possa tornare utile. La cosa strana è che, diciamo, quelli che si sono stupiti di più, cioè che non hanno trovato normale, diciamo, tra virgolette, erano i più grandi. Cioè, nel senso che gli allievi più grandi erano quelli più conservatori, quelli che da un fumetto si aspettano subito quello che sanno di trovare dentro il fumetto, no? Un po' come quando uno giudica un film, un romanzo, un fumettone, no? No? Nel senso un po' negativo, però nel senso positivo nel fumettone vogliono la storia d'amore, l'azione, l'avventura, cioè l'avventura nel senso proprio di movimento esplosivo, no? E invece i ragazzi più giovani li ho trovati più riflessivi, più curiosi, e anche la tecnica del racconto, proprio al vero storytelling, e mi ha colpito molto questa cosa, perché automaticamente avrei pensato al contrario, e invece ho visto i giovani molto molto più smaliziati, sì, quelli proprio del primo anno. Quelli del primo anno avevamo la scuola divisa in 3 anni accademici, e quelli del primo anno erano in assoluto quelli più entusiasti. Ed è una cosa che mi ha fatto pensare, perché vabbè, io credo che poi il nostro tecnico non sia il faro, no, di quel fumetto, però potrebbe essere, che ne so, la punta di un iceberg di una nuova generazione di lettori, perché se c'è una nuova generazione di lettori ci sarà anche una nuova generazione di autori e un nuovo modo di raccontare le storie. Forse sta finendo, dico forse, l'idea di un fumetto massimalista, e sta tornando l'idea di un fumetto che racconta al cuore e anche al cervello dei lettori. Sì, per esempio qui in sala c'è Alessandro, giusto? Marco di Multiverse, che è la fumetteria che c'è a Mestre, e lui mi ha detto proprio prima di cominciare che lui nella sua fumetteria è apertissimo a tutti i generi, a tutte le qualità di lavoro e insomma ho trovato una persona con una grande apertura mentale. Ecco, bisogna cominciare cioè l'aspetto periferico è importante, perciò se già trovi una fumetteria dove sai che vai e trovi materiale che è difficile reperire in altri posti, è un buon segnale, è un segnale importante, perché lui mi ha detto che ne ha venduti un po' di copie di questa rivista qui, di questo lavoro qui, lo ha venduto, perciò vuol dire che, come dicevi tu prima, c'è l'attenzione. A me è capitato tante volte, per esempio sono andato a fare dei corsi alla Bissuola di fumetto, e i ragazzi non conoscevano nessuno, erano lì solo perché disegnare forse per loro era interessante, era bello. Io avevo portato delle diapositive di grandi autori, avevo portato Liberatore, Manara, Toppi, Pratt, insomma i nomi anche Estero, Burnett, insomma avevo portato queste diapositive e ho visto, gliele proiettavo su uno schermone, e man mano che gliele facevo vedere, gli spiegavo, vedevo che gli si muovevano, sai quando guardi una persona e vedi che gli girano le rotelline, allora ho detto, allora non è una questione che sono che i ragazzi di adesso hanno dei limiti, no, è perché sono tagliati fuori, che non hanno certi tipi di informazioni, che non hanno certi tipi di conoscenze. Se non è un punto vendita, chi lo deve fare? Sì, va bene, l'autore lo può fare perché magari può andare a presentare il lavoro
a Padova, Venezia, Treviso, eccetera, eccetera. Ma poi quello che conta è anche il punto vendita. Perciò ben venga Multiverse e altre fumetterie che usano questo approccio, perché la periferia mentale non può essere lasciata in secondo piano. Periferia mentale non in senso di denigrativo, ma in senso le parti più lontane, che magari sono quelle che non le conoscono le cose. Tu hai fatto sempre così con i ragazzi, tu li stai sempre sotto a stimolarli, a fargli vedere. Adesso non voglio parlare di questo, ma parlo anche perché io ti conosco, ci conosciamo, cioè, sei sempre lì sotto a martellare sui nomi strani, sui personaggi che magari sono morti da 20 anni e non vengono recuperati, perché noi in televisione o anche al cinema c'erano le rassegne dei film che erano di Hitchcock, che era già morto da 20 anni e le facevano ancora, e adesso invece Hitchcock te lo devi andare a cercare come fosse una pepita in mezzo al canale, in un canale del Klondike. Non può essere così. È logico che i ragazzini sono pelletti fuori. Sì, io sono d'accordo. Io sono anche dell'idea, perché ho sempre una visione positiva, che sì, che sta cambiando, le cose stanno cambiando, perché diciamo che forse anche un certo tipo di fumetto ha saturato l'interesse. Per esempio non è un caso che sia i film che le serie televisive sui supereroi siano dei grandissimi flop, gli ultimi, giganteschi flop. Perché semplicemente, e non perché magari sono più brutti o sono più belli, ma semplicemente perché ha saturato quel tipo di interesse. E quindi le generazioni successive, che poi sono le generazioni dei manga, per esempio, no? Paradossalmente sono più aperte verso i nuovi linguaggi, perché il manga, essendo un linguaggio estremamente giovane, che spesso parla ai sentimenti dei ragazzi, anche l'aspetto drammatico, cioè hanno una leggibilità, una profondità rispetto al fumetto europeo del momento o anche americano del momento superiore, e credo che questo possa essere un'apertura verso un altro modo di raccontare le storie, perché i ragazzi hanno bisogno di forti emozioni, hanno bisogno di essere trascinati dentro le storie, di viverle in maniera totalmente coinvolgente, e quindi cose che magari più potevano piacere a noi, che ne so, quando eravamo nella loro età, negli anni 80, no? Sono talmente superate, surclassate, che a loro non fanno più nessun effetto. Però io li vedo molto interessati al passato nel senso proprio arcaico. Per esempio molti di loro hanno cominciato a leggere Shakespeare, per esempio, no? Quella cosa strana, non mi era mai capitato con altre classi, o a vedere film di Orson Welles, addirittura Fellini. Ultimamente hanno visto il Casanova, erano impazziti con il Casanova. Però questo lo stanno facendo proprio i ragazzini, giovani, dai 16 ai 19 anni. E questo mi sta colpendo molto, e sono i ragazzini che leggono i manga. Per cui anche questa demonizzazione che a volte viene fatta del manga, specialmente anche dagli autori stessi di fumetto italiano, che quasi gli autori che io conosco odiano i manga. Invece bisognerebbe conoscere molto bene i manga.